Allora, eccoci qua tornati nello studio di TV7 Match per parlare appunto di droga, di tossicodipendenza, di una società che fa un utilizzo sempre più smodato di sostanze, appunto, sostanze che poi possono creare anche dipendenze. Allora, i dati dicono che siamo il terzo paese in Europa per consumo di marijuana, di hashish. Vediamo, abbiamo giusto una grafica, credo che ci può aiutare secondo i dati europei. Eccoci qua, qui parlano anche gli adulti, sono 24 milioni di adulti nel 2017 che hanno utilizzato la cannabis, 41,4% in Francia, 38,4% in Danimarca e l'Italia al 33,1%. Ma non è solo la cannabis che viene utilizzata in maniera così, soprattutto anche tra i giovani cresce la cocaina ed è ritornata anche l'eroina, una droga pesante. Allora io inizierei dalla dottoressa Galbussera. Che cosa sta succedendo? È un cambio oppure diciamo che forse oggi riusciamo ad avere i numeri che forse una volta non c'erano? Allora, il boom della droga vera e propria, la tossicodipendenza come tendenza, come moda, è stata negli anni 70, no? Ce lo ricordiamo, per chi è abbastanza, come dire, per chi non è giovanissimo, quello è stato un punto di svolta. Tanti giovani sono morti in quegli anni proprio perché dopo il 68 c'è stato il boom del consumo delle droghe. La droga di oggi è un pochino diversa da quella di quegli anni. Poi c'è stata una fase, diciamo così, di contrazione, per fortuna, sia del consumo che delle morti. E ultimamente quello che si osserva è un cambio, diciamo così, nell'utilizzo delle sostanze, ma un abbassamento notevole nell'impiego delle sostanze stesse. Allora, bisogna anche qui molto distinguere, perché c'è un uso, lo so che magari su questo punto non tutti saranno completamente d'accordo, però è vero da un punto di vista clinico che c'è un uso ricreativo delle droghe, cioè per esempio la canna fumata nella tale occasione una volta ogni tot, piuttosto che invece, diciamo così, la carriera del tossicodipendente. Sono due cose diverse, è un po' come dire c'è quello che ogni tanto si beve troppo vino e diventa alticcio e c'è l'alcolista. Sono certo, due cose diverse, bisogna distinguere, nonostante in entrambi i casi, per esempio, se uno si mette alla guida rischia la pelle sia nell'un caso che nell'altro. Ecco, ma il punto interrogativo forse che si pongono i telespettatori è l'uso saltuario, è possibile? Cioè nel senso, quali sono i rischi a cui ci si espone? Posto che sarebbe meglio non usare nessun tipo di droga, neanche l'alcol probabilmente, è ovvio che però c'è un uso, come dire, saltuario che non ha niente a che vedere con una, potremmo chiamarla tra mille virgolette, malattia, cioè con la tossicodipendenza vera e propria. Allo stesso modo invece il percorso della tossicodipendenza è una cosa molto molto seria che conduce, secondo gli studi, seppure con un metodo forse un pochino spannometrico, chi intraprende il percorso della tossicodipendenza più o meno un terzo va incontro a come dire, cronicizzazione, cioè diventa una storia di vita. Un terzo va incontro, cioè si cura, si prende in mano e cerca di uscirne e ci riesce, e un terzo, ahimè, va incontro a morte. Perché la tossicodipendenza, al di là del la simpatica espressione dell'uso ricreativo, in realtà la tossicodipendenza o comunque l'uso di sostanze in termini massicci è un modo per farsi molto molto del male. Certo, certo. Domenico Crisarà.
Allora, voi come medici di base avete, come dire, il contatto con il pubblico. Allora, io dicevo prima, no? Sta passando questo concetto della droga per la performance, diciamo così, no? Ecco, c'è una richiesta ovviamente legale, quindi pensiamo, ci sono le sostanze stupefacenti, ma ci sono anche tutti gli altri integratori, stimolanti e quant'altro. C'è una sorta di collegamento tra le due cose a livello, diciamo così? Allora, il collegamento è dal punto di vista del messaggio, dal punto di vista di quello che in questa società sta passando, dell'essere super efficienti e super efficaci in qualunque momento della propria vita. Per dire banalmente quello che vediamo tutti i giorni in pubblicità, televisione, da parte vostra, dice: beh, sei stanco, hai avuto una giornata pesante, ti sta calando una cortina nera davanti agli occhi, il messaggio successivo dovrebbe essere: va a casa, dormi, riposati. Invece il messaggio continua, dice: prendi questo e ricominci da capo e riparti da capo. Allora, è chiaro che se noi lo contestualizziamo in una società super efficientista, dove conta di più la performance senza limite rispetto alla dimensione delle proprie capacità fisiche ed intellettuali, il messaggio diventa pericoloso, ma non diventa pericoloso rispetto agli adulti, ma rispetto ai piccoli, rispetto ai ragazzi, rispetto ai bambini. Tanto per capirci, basta andare in una scuola calcio e come dire, ragazzini che dovrebbero solo giocare, quindi fino ad una certa età solo giocare, quindi parliamo di bambini dai 6 ai 13-14 anni, vengono spinti dal sistema dentro una competizione fortissima, che chiaramente a un certo punto può anche diventare facile preda dei vari sistemi di miglioramento di performance, perché noi abbiamo ancora delle categorie mentali, no? Le droghe sono la cannabis, sono l'eroina, la cocaina, ma in realtà non è così. C'è un mondo enorme di sostanze stimolanti, stupefacenti, che addirittura non sono neanche segnalate, non riescono ad essere segnalate negli elenchi del Ministero della Sanità, il cui scopo qual è? È quello di farti andare oltre, cioè il concetto e la spinta è quella di farti andare oltre, ma banalmente noi abbiamo delle campagne che non vengono conosciute, tipo per esempio degli aperitivi alcolici che possono essere venduti ai minori di 18 anni fino a 16 anni, che hanno uno scopo commerciale molto chiaro. Loro mitridizzano i ragazzi di quell'età. Cosa vuol dire? Li abituano ad un consumo di alcol leggero che a un certo punto, una volta completato lo sviluppo, gli permetterà di consumare più alcol senza ubriacarsi. È una roba fatta a tavolino. Aumenta la tolleranza. Perché aumenta la tolleranza all'alcol. Quindi il problema non è solo un problema che riguarda la parte delinquenziale, la parte, come dire, oscura della società, ma riguarda un modello sociale che ormai ti spinge al di là delle tue possibilità e fa di questo andare al di là un valore, mentre e quindi vieni misurato in base a questa tua capacità di esagerare. Certo. Fratellone, il messaggio che non passa sempre è che chiunque acquisti droga, quindi che sia cocaina, hashish o cosa del genere, va a sostenere, diciamo, ad alimentare quello che è un mercato che è gestito dalla criminalità. Noi qui abbiamo parlato della mafia nigeriana, abbiamo visto i casi, chiamiamoli così, più eclatanti che sono successi negli ultimi mesi. Questo è un messaggio che no? Cioè, quindi si guarda l'inchiesta, se ne parla, si discute, si dice però poi alla fine, tra virgolette, anche chi ne fa un uso saltuario è una persona che alimenta questo mercato. Beh, la più forte contraddizione è che una persona, virgolette, normale, che ne faccia anche un uso saltuario,
se decide di drogarsi e la legge lo consente, di per sé, poi parliamo dei casi in cui invece non si può o non si dovrebbe, deve andare a comprarsi ad esempio cocaina da uno spacciatore. Quindi, come dire, il cittadino che tiene un comportamento, per non dire lecito, la parola corretta sarebbe giuridicamente indifferente, come la prostituzione. Non è lecito, non è illecito, prostituirsi se uno vuole è adulto lo può fare, nello stesso modo tu puoi drogarti se vuoi, caro cittadino, ma per rifornirti devi andare da uno che commette l'illecito. È una contraddizione bestiale, enorme, c'è qualcosa che non quadra in questo sistema. C'è una parziale copertura legislativa quando per le ipotesi di sostanze, di cannabinoidi soprattutto, con un principio attivo bassissimo, si è ammessa la cosiddetta cocaina light e quindi la cocaina, chiedo scusa, la canapa, insomma, sono emersi un sacco di negozi, di attività che nei limiti di ciò che la legge consente fanno commercio di questa sostanza. Il problema però si pone soprattutto per l'altra. In ricerche che sono state pubblicate da autorevoli istituti in America, ma non meno che in Europa, ad esempio nel settore sanitario, ma ne citiamo uno per tutti, si viaggia tra l'8 e il 12%. In Italia intorno al 10% di medici che per reggere un lavoro altamente richiedente prestazioni, dove uno deve sviluppare l'adrenalina, deve essere sempre super concentrato dalla sala operatoria al pronto soccorso, bisogna reggere ore e ore in tensione, si fa uso di stupefacenti e chiaramente è altamente pericoloso per coloro che poi ne vengono in contatto, ma questa cosa può valere per gli avvocati e per altre professioni. Certo. Ogni tanto ci sono fiumi di intercettazioni e si scopre che ci sono per esempio anche i tanti liberi professionisti, non solo giovanotti che vanno in discoteca a cercare lo sballo. Quindi il problema è soprattutto culturale. Veniva accennato prima, è un bisogno di reggere prestazioni più elevate, ma in realtà è una società che va alla ricerca di qualcosa che sta oltre. C'è questo eterno desiderio tra l'uomo Faber, no? Di cercare di essere qualche cosa di più, il super efficiente, e poi l'esigenza, mi viene in mente un discorso fatto prima su Disney, il bisogno di staccarsi dalla realtà. Io mi dovrei fermare a un certo punto, invece se mi sballo riesco a raggiungere porti ai quali non approderei mai in condizioni di normalità. Questo bisogno di distacco, che forse ci può essere spiegato meglio dalla dottoressa, poi è una delle leve su cui fanno gioco questi soggetti. Se posso aggiungere, certo. Sono d'accordo naturalmente su quanto entrambi gli ospiti hanno suggerito. Aggiungerei una cosa che però, come dire, per chi vede in maniera trasversale la patologia, e qui stiamo parlando di patologia perché, ripeto, l'uso ricreativo è un'altra cosa, ha a che vedere, per esempio, con, prendiamo il caso della vigoressia. La vigoressia è una nuova patologia, diciamo così, che affianca l'anoressia, la bulimia, eccetera, eccetera, che ha a che vedere con questi ragazzi che non si vedono mai abbastanza vigorosi, appunto, grossi, no? E assumono anche aminoacidi ramificati, certo, e fin qua tutto bene, piuttosto che anabolizzanti, eccetera, eccetera. Allora, sì, la performance, ma non è tanto questo il punto, secondo me, è proprio la questione dell'immagine. In altri termini, quello che noi sempre più, la direzione che stiamo prendendo in questa società, anche a seguito della globalizzazione e della televisione in un primo momento e poi di tutto quello che segue a causa dei media, eccetera, eccetera, è legato ad una apoteosi dell'immagine, per cui le ragazze anoressiche che si affamano, se non addirittura muoiono di fame, per raggiungere la forma del corpo della fotomodella, peraltro di solito anoressica, appunto, vediamo ogni tot le campagne di alcuni che cercano di proporre delle fotomodelle che non siano emaciate, ma poi non funziona mai perché sono sempre tutte emaciate, se uno guarda i giornali femminili. Voglio dire, qual è il punto? Lì non è tanto la performance,
è proprio la questione dell'immagine, come nella vigoressia, ma come anche nella tossicodipendenza. Nella tossicodipendenza, perché voglio dire, d'accordo che tutti quanti lavoriamo dalla mattina alla sera, no? Se uno fa il libero professionista, ma anche se fa il suo lavoro, eccetera. Allora, il punto non è tanto quello di essere sempre sul pezzo, il punto è di non rinunciare mai a un'immagine idealizzata di se stessi che si vuole raggiungere a tutti i costi. Certo, certo. Ecco, non so se Ermanno volevi aggiungere qualcosa. Se no io proporrei di passare poi a un altro step, no? Nell'ultimo periodo si è parlato molto del problema della droga nelle scuole. Diciamo tanti studenti appunto magari se la portano oppure arrivano a scuola con le sostanze, e in questi ultimi giorni l'assessore alla scuola della Regione Veneto, Elena Donazzan, ha fatto una proposta, quella di sottoporre gli studenti a dei test antidroga. Abbiamo un'intervista, la ascoltiamo assieme. La droga sta diventando un'emergenza non solo fuori nel consumo tra i giovani, nei momenti di svago, questo già sarebbe deprecabile, ma insomma in qualche modo comprensibile. E il problema è che a scuola si va con la droga, ovvero ragazzi che la mattina prendono per andare a studiare e quindi dovrebbero avere la mente lucida, dovrebbero avere una voglia all'apprendimento, e nello zaino, oltre ai libri, oltre all'astuccio, si trova anche spesso, soprattutto quando vanno i cani antidroga delle forze di polizia, si trova spinello fatto di marijuana, cannabis, quello che è. Insomma, la situazione è diventata, credo, assolutamente grave, da prevedere un cambio di passo anche nella lotta a questo malcostume e alla droga, perché non possiamo dire che non facciamo prevenzione a scuola. Gli insegnanti ne parlano, spero tutti bene, perché c'è qualche episodio anche molto critico, dove magari qualche insegnante, come è capitato che mi è stato segnalato la mattina a Radio Padova, una mamma ha detto guardate che stavano arrivando i carabinieri e il professore ha avvisato i ragazzi. Questo è allucinante, ma insomma si fa prevenzione, mandiamo le forze di polizia e i carabinieri a parlare, ci vanno gli assistenti sociali, vanno anche delle testimonianze significative di ragazzi, magari qualcuno che ha avuto un brutto episodio e che vuole dire ai propri coetanei: non usate droga, non fate quello che è capitato a me perché io sono salvo per miracolo. Eppure tutta la prevenzione che viene fatta non sta funzionando se ogni volta che escono le forze di polizia si vengono a trovare episodi appunto di presenza di stupefacenti la mattina. Allora io ho proposto test antidroga a tutti. E guardate, con tutti intendo ragazzi, e deve concorrere anche al voto in condotta, perché poi deve esserci una sanzione, oltre alla prevenzione, la segnalazione e il recupero, però se tu continui il voto in condotta verrà negativo, docenti, e qualcuno mi ha detto fatelo anche in consiglio regionale, volentieri, io l'ho già fatto. Ecco, allora questa è diciamo così, la ricetta dell'assessore Donazzan per come dire, contrastare. Ora, la repressione funziona, che sarà proibizionismo sui ragazzi e sui bambini, credo che non ci sia niente di peggio. Allora, io credo che mandare i cani antidroga dentro le scuole col fine poi di punire i responsabili lascia il tempo che trova. Il problema grosso, credo, e l'assessore lo sa sicuramente meglio di me, è che la prevenzione è una cosa diversa dalla repressione, e sulla prevenzione bisognerebbe cominciare a ragionare anche il perché c'è questa cosa dove si sono smontati i modelli. Qui la dottoressa è molto più, come dire, assolutamente più competente di me in questo, però in una società in cui tu hai smontato soprattutto i modelli di responsabilità, non dei ragazzi, certo, genitoriali, e hai abbattuto l'autorevolezza, non l'autorità, delle istituzioni, cominciando dalla scuola. Io credo che chi si debba fare un grosso esame di coscienza
sono gli adulti e i decisori politici. Cioè queste cose non si risolvono con la repressione. La repressione è un momento di controllo, secondo me, di un sistema sociale, ma è il controllo finale. Se si vuole agire bisogna agire sulle cause a monte, cioè, detto in poche parole, che i genitori facciano i genitori, assumendosi le loro responsabilità nella gestione della famiglia, che sia consentito agli insegnanti di fare gli insegnanti, perché non è detto che se mio figlio viene promosso tutti gli anni, indipendentemente da quello che produce nella sua cosa, va bene, e quindi in questo modo riportare il sistema ad un sistema di responsabilità a cui i ragazzi guardino come esempio e da cui ne traggano poi i modelli di vita. Se noi risolviamo tutto, che tutto è facile, tutto è dovuto, non ci sono se, non ci sono ma, è chiaro che i sistemi delinquenziali si allineano, perché il problema è che mancano i punti di riferimento. È una società senza punti di riferimento, quindi puoi mandare legioni di cani antidroga, plotoni, di fare i test. Dopo che hai fatto un test antidroga a un ragazzino di 14 anni e l'hai trovato positivo, lo bocci pure. Beh, infatti. Vedi un po'. No, un'altra considerazione su questo aspetto, ammesso che sia positivo o negativo, quante volte devi fargli il test per vedere se ha smesso di assumere droga o se continua, oppure uno che non assumeva droga successivamente viene consentito di assumere droga e in quale quantità. Quindi io credo che chiudere il portone quando i buoi sono scappati non serve a niente. Ma poi se posso aggiungere anche dalla mia esperienza, perché siamo stati tutti ragazzi, andare su un adolescente a creare comportamenti in termini di repressione, secondo me aumenta il livello di ribellione dell'adolescenza rispetto al sistema repressivo. Quindi significa che un pochino i nostri al Consiglio regionale e alla Giunta, invece che il test antidroga, bisognerebbe fargli qualche lezione di come dire, pedagogia e di proprio quella terra-terra. Ma io credo che sia una questione di comportamento. Imparare non è soltanto apprendere perché uno ti insegna cosa devi fare, ma è il comportamento che ha la maggiore forza di convincimento. E allora non giriamo attorno a un problema, perché spesso i figli assumono droga perché i genitori già lo fanno e sono tanti, per cui spesso la droga la trovano nascosta da qualche parte e siccome non sono scemi hanno capito e allora ci provano. E questa è una strada. Prego, dottoressa. No, mi scusi se la interrompo. Non è, nella mia esperienza, non è tanto questo il target dei ragazzi che fanno uso di sostanze, che hanno necessariamente dei genitori che a loro volta fanno uso. Allora, vista da dentro, cioè da chi parla con queste persone e se ne occupa, diciamo così, nella quotidianità, allora bisogna dire una cosa: la droga è un antidolorifico, non è nient'altro. È un modo per non sentire il dolore che il ragazzino si porta dentro. Ed è il dolore di cosa? Sempre quello è il dolore. Che cosa ci fa soffrire più di tutto in assoluto a noi esseri umani? Non sentirci amati. Mi assumo la responsabilità di questa cosa, nel senso che lo so che ai genitori questa cosa non piace. Io non dico che i genitori dei ragazzini che usano le sostanze non amino i loro figli. Dico che per qualche ragione questi ragazzi che utilizzano la droga per non sentire il dolore, non per vizio e non per faciloneria e non per divertirsi, ma per ammutolire un dolore, non si sono sentiti amati. Quindi, più che sulla legge, bisogna ripartire da qua. Quando il dottor Peserà dice i genitori devono tornare a fare i genitori, sono assolutamente d'accordo, e devono soprattutto ascoltare i loro figli e vederli su questo punto, perché considerarli dei viziati
È un po' come pensare facilonescamente che si possa risolvere questo problema solo mandando i cani antidroga oppure facendo continuamente controlli. Allora, quando una persona non sta bene si droga, perché io che sto bene, sinceramente alla sola idea di dovermi iniettare del veleno non mi va, non mi viene voglia, ok? Se un ragazzino o una ragazzina arrivano ad assumere sostanze stupefacenti che ti sballano, che ti fanno cadere i denti, che ti fanno diventare brutta la pelle, eccetera, eccetera, o che comunque ti fanno stare male, si chiama masochismo. Si chiama volersi punire questa cosa. Però, attenzione, se parliamo di persone di una certa età, possono anche pensare come sta pensando lei. A un ragazzino di 12-14 anni, tutte queste problematiche non le percepisce nemmeno. Percepisce ma i ragazzini soltanto, di 12 anni scusi, sentono no, però. Mi scusi, percepisce soltanto l'imitazione di branco. Siccome anche gli altri fanno così, e allora lui si assimila. Dice di no? No, scusate, siamo stati ragazzini tutti. Qui abbiamo una tecnica molto semplice. Uno esaurisce il pensiero, dopo lei parla fino ok. Pensavo avesse esaurito, suo, mi scusi, pensavo avesse terminato. No, sì, appunto. Allora, è chiaro che c'è un innesco, come avviene davanti alle scuole, con persone che vanno apposta e coinvolgono i giovani ad assumere perché tanto non fa niente. E si parte normalmente, questo da un punto di vista non medico, giornalistico, e ho constatato io di persona questi fatti e li ho visti. Vengono coinvolti i ragazzini perché tanto non fa niente, che è bello, senti lo sballo, poi tanto poi uno poi se lo voglio fare lo faccio, se non lo voglio fare non lo faccio. Ma siccome assumo un comportamento che gratifica la mia personalità, al di là di quello che è il concetto dolorifico, allora mi sballo, perché allora assumo un comportamento dominante all'interno del gruppo e coinvolgo anche gli altri. Questo è il meccanismo attraverso il quale avviene lo spaccio. Lo spacciatore conosce questa psicologia dei giovani e ci va dentro alla grande. Dopodiché ci sono tutte le altre, uno continua a assumere droga perché chiaramente sente che certe forme di incoerenza che all'interno della famiglia o dentro di sé si pacificano attraverso la droga, allora dice va bene, continuo, no? E allora abbiamo una assuefazione psicologica. Quando poi si passa invece alla droga che dà dipendenza vera, allora quella diventa irreversibile e abbiamo i drammi che conosciamo. Quindi è un procedimento scalare. Prego, a lei. Stavo pensando mentre l'ascoltavo che ci sono fior di modelli, no? Sulla questione del come si diventa tossicodipendenti. A partire dagli anni 70 appunto Olivestein è stato uno dei principali studiosi della tossicodipendenza e fior di teorie su questo punto. Allora il concetto è che la tossicodipendenza, quella vera, non è quella cosa che sta dicendo lei, la tossicodipendenza, quella vera. Non ho detto tossicodipendenza, avvicinamento alla droga, poi successivamente quando avrà assunto delle droghe che creano dipendenza avrà la tossicodipendenza, ma sono due fatti diversi. Riguardo al 68 poi invece io le posso dire che... Stavo parlando io. Sì, le lascio finire. Nel 68 i gruppi extraparlamentari sono stati, e ve lo dico da giornalista e ne ho documentazione, avvicinati dalla mafia e pagati dalla mafia perché diffondessero il concetto di droga, il corpo è mio, ne faccio quello che voglio io. Ecco, prego. Allora, che le mafie, peraltro ricordo, sembra che l'eroina sia diffusa principalmente dalla mafia vera e propria, mentre la cocaina dall''ndrangheta
più che mafie africane, sono mafie nostrane, giusto per capirci. Chiudiamo la parentesi. In Italia? In Italia, sì, sì. No, perché prima faceva sì, riferimento, certo, ci sono anche le mafie certo. nostre, non abbiamo bisogno di importarle. Certo. Allora, la tossicodipendenza è una malattia, ok? E insisto sul fatto che il farmaco e tutte le teorie psichiatriche e psicologiche sull'impiego degli stupefacenti vanno in questa direzione. Invece per quanto riguarda l'avvicinamento alle droghe il discorso è relativamente semplice. Se io non ho una struttura di personalità che mi conduce a aver bisogno di qualcosa che manca dentro di me e a trovarlo nella droga, io posso fare una prova una volta, 2, 3, ma poi mi stufo. Okay? Ci sarà anche una psicologia come si chiama, dello spacciatore, ma se dall'altra parte non c'è la psicologia del tossicodipendente non avviene l'incontro fatale. L'incontro fatale richiede che ci sia una struttura di personalità che ha bisogno di trovare un aiuto esterno, perché non trova quella risorsa dentro di sé. Questo è il tossicodipendente. Certo. Volevo far intervenire l'avvocato Fratallone per ritornare un attimo a quello che era stato lo spunto preso dall'intervento dell'assessore Donazzan, no? E quindi l'introduzione è possibile anche da un punto di vista costituzionale? Posto che io ho ascoltato con molto interesse quanto illustrato dagli altri ospiti e dal nostro editore, io non penso, dal mio punto di vista, che è prettamente giuridico, che il problema si possa risolvere, che ci sia necessità di capire che problemi ha il tossicodipendente, dicendo che siccome non sono amati, allora fanno uso di queste sostanze, quindi diamo colpa agli altri che non li hanno amati abbastanza. Perché in questo modo si cerca di scaricare le responsabilità delle persone e si trova sempre una giustificazione su tutto, sull'omicidio piuttosto che su altri fatti. Dico al tempo stesso che non basta dire che va fatta prevenzione, e io sono persona assolutamente favorevole ad andare nelle scuole a spiegare ai ragazzi i rischi, so che lo fanno le forze dell'ordine, ma sotto molti punti di vista il colloquio con i ragazzi, non la lezione, il colloquio, il dialogo vale più di 100 rimproveri, e pur tuttavia se si fa solo prevenzione e non si fa repressione sicuramente sarà un colpo sparato a vuoto. Ci deve essere il momento in cui c'è il momento repressivo, e ci mancherebbe altro. Dopodiché sarà giudice. Io ho visto, ad esempio, delle messe alla prova in Tribunale per i minorenni a Venezia che sono passate per il rotto della cuffia, nonostante il minorenne avesse detto non riesco a fare meno di smettere l'uso della sostanza. Il Tribunale ha valutato comunque gli sforzi fatti per uscire rispetto al reato che gli era stato contestato. Ecco, quindi ci vuole un'ampiezza di questa forbice, diciamo, nella valutazione, ma ci vuole anche il momento repressivo. È giusto che vadano con i cani nelle scuole, senza fare terrorismo, ma a insegnare che se poi si viene trovati con una dose che non è la propria, si risponde, perché se si portano più dose si risponde di spaccio. Certo. Perché la legge punisce anche soltanto chi possiede o anche solo comunque detiene, per qualunque motivo, con sé più di quello che è consentito per il suo uso. Qui entriamo nella contraddizione di prima, ma se i genitori, cioè il mondo degli adulti, mio fratello maggiorenne, possono drogarsi, perché non lo posso fare io? Perché nessuna legge vieta agli studenti di drogarsi. Cioè c'è questa contraddizione. Diverso è che ci sia una postazione di controllo fuori dalla scuola quando lo studente, quelli più grandini magari, salgono in macchina o in moto, viene effettuato il controllo e alla guida gli si applica l'articolo 187 del codice della strada, e lì ci sono conseguenze con la mannaia, non con la carezza morbida, perché oltretutto, essendo giovane, ha delle conseguenze molto forti per la patente, senza fare numeri che non interessano i telespettatori a quest'ora, però quello è un metodo di controllo a posteriori, tenendo presente che i test rapidi non danno mai la certezza, qualora siano positivi, che ci sia l'assunzione della sostanza. Vanno fatte delle analisi più specifiche, urina e sangue solitamente. Se invece il test è negativo, risulta l'assenza dell'assunzione della sostanza stupefacente. Quindi il controllo non può venire fatto nelle scuole in modo diffuso,
Diverso sarebbe poterlo fare su base volontaria. I ragazzi che vogliono fare un controllo volontariamente lo fanno, sono capaci di intendere e di volere, c'è una struttura presso la scuola, chi vuole fa il controllo. Ma questa è cosa completamente diversa. La Costituzione non consente, se non nei casi previsti dalla legge, una restrizione della propria libertà. Altra cosa ancora, perché forse è collegata alla questione Donat-Zan, è quella se si possono fare i controlli su autisti, dei mezzi. Sì. Ecco, qui ricordiamo che abbiamo due norme nell'ordinamento che sono applicabili, il decreto 81 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e il testo unico sugli stupefacenti, la legge 309/90, che è stata soggetta alla Bossi-Fini una volta, fu modificata anche questa qui, insomma fu abbassato il minimo della pena da 8 anni a 6, però erano colpite anche le droghe più leggere, però si arriva fino a 20 per i casi enormi, e poi ci sono delle aggravanti molto cospicue che influiscono anche sui tempi delle indagini, sul ritardato arresto se si cerca di seguire lo spacciatore, sullo stesso termine delle misure cautelari se vanno applicate in questa materia, e ci sono le aggravanti. Ebbene, in questa materia è possibile effettuare dei controlli preventivi. Quando ci sono categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano la sicurezza per i terzi. Quindi, ad esempio, l'autista di un mezzo pubblico, di una macchina a movimento terra, treni, aerei, navi, manovratori degli scambi, addetti ai pannelli di controllo della movimentazione di tutti questi sistemi. C'è magari una cosa sulla quale bisognerebbe riflettere, perché secondo me c'è un baco, come si usa dire, quindi una lacuna della legge, ovvero sia questi controlli possono essere fatti quando, faccio riferimento a un decreto ministeriale, in particolare del Ministero del Lavoro, fatto di concerto con quello della Sanità, che in pratica ripete il testo di un'intesa, chiamiamola convenzione per un attimo, tra Stato e Regioni, per coloro per i quali è richiesto per lavoro il possesso della patente di guida categoria CDE, oppure conducenti di taxi o NCC, quindi noleggio con conducente. Allora, se mi guidi un camion ti posso fare il controllo antidroga prima dell'assunzione del turno di lavoro. Non posso, devo farlo, e poi ne devo fare anche di successivi rispetto al turno. Se ti trovo in assenza della sostanza stupefacente, bene. Se ti trovo che hai assunto stupefacente, io datore di lavoro che faccio il controllo presso strutture pubbliche e a spese mie, cioè aziendali, devo sospenderti dal servizio immediatamente, perché se non lo faccio commetto io un reato, è punito con l'arresto, e poi c'è anche l'ammenda fino ai vecchi 50 milioni di lire. E i possessori di patente B? Cioè, se è, come si dice, dico una marca, un Ducato, uno dei tanti furgoni per i quali basta la patente B piuttosto che un'auto, non è previsto dalla legge il controllo. Qui poniamoci il problema. Per tutto il resto si può fare e si deve fare, ed è giusto che venga fatto. Poniamoci il problema sulle patenti B. Il controllo preventivo andrebbe fatto anche lì. L'incolumità è veramente notevole per i terzi. Quindi, purché sia un mezzo, diciamo, che appartiene a queste categorie, a categoria industriale, quindi secondo me anche i possessori di patenti B dovrebbero, ma la legge non lo consente, non mi pare perlomeno, appartenente all'azienda, in modo da responsabilizzare l'azienda sul conducente. Assolutamente. Ecco, questo direi che è una cosa positiva. È una lacuna che andrebbe colmata, insomma, per legge. Di pensare che si può andare coi cani dentro una scuola, anche perché diventa una cosa estremamente poco educativa. Preferirei, casomai, a posteriori, all'uscita della scuola o prima che entri in una scuola, che ci sia un controllo, perché io ho constatato che fuori della scuola, sotto i portici, c'erano gli spazzatori, e li ho controllati, visti, proprio in attesa che la scuola aprisse e in attesa che i ragazzi poi alla fine della scuola se ne uscissero fuori, e quindi li acchiappano in quel momento. Poi la catena di Sant'Antonio nasce perché quello che assume droga e ci trova piacere, automaticamente per poterla comprare a sua volta diventa spacciatore, magari di piccola entità, perché la dà al compagno di scuola per un po' di soldi.
poi si menano pure perché quell'altro compagno non paga i 10 euro e quindi sono liti all'interno della scuola, eccetera. E qui devo dire la verità che spesso gli insegnanti vengono coinvolti. Qual è la soluzione? Allontanare l'alunno dalla scuola. E questo diventa un dramma, perché non hai risolto il problema. La società non è ancora organizzata a risolvere il problema. E sono due i problemi. Uno, la fuoriuscita, l'espulsione del tossicodipendente, che sia allievo, che sia di qualsiasi altra origine, dipendente in un'azienda, comunque crea un problema di disadattamento all'interno della società. Quello che la società non riesce a fare invece è bloccare l'importazione di droga. Però non solo, ma adesso hanno creato una situazione di maggiore spaccio della droga perché i drogati, cioè gli spacciatori, sono gli immigrati. Una volta la mafia aveva un grosso problema, che il picciotto che spacciava aveva una famiglia, e quindi una delle spese maggiori che la mafia aveva è mantenere la famiglia di quello che era andato a finire in galera, no? E ce ne abbiamo di esempi di questo tipo. Stranamente adesso questi spacciatori non hanno un collegamento sociale. Se spariscono, come succede, perché si può far sparire uno spacciatore e nessuno si lagna, no? E nessuno si lamenta, e allora cosa succede? Che è facile, è uno spaccio facile. E qui abbiamo parlato ieri appunto di problemi di inserimento di queste persone che devono appartenere comunque, anche se sono, diciamo, migranti, devono entrare nel meccanismo della società, perché quando vengono in qualche maniera arrestati hanno qualcosa da perdere. Perché la psicologia del migrante che non ha niente da perdere è la cosa peggiore che ci sia per l'effetto che crea successivamente all'interno della società. Comunque solitamente quando le forze dell'ordine vanno con i cani nelle scuole è perché c'è stata una soffiata, una segnalazione, qualcuno ha parlato perché a sua volta è sottoposta a indagine e dice dove viene nascosta, chi la tiene, dove viene occultata, e quindi vanno ragionevolmente a colpo sicuro. Ma vanno molto spesso nelle scuole, Sì, già sì, adesso Il problema è che non si può prescindere. fare in modo diffuso il controllo obbligatorio sugli studenti, questo no. Questo non si può fare. Gli studenti apro meritano. una parentesi. Il problema che stiamo affrontando è che le famiglie non sono più quelle di una volta, che la società non è più quella di una volta, che le tecnologie della comunicazione, il telefonino ce l'hanno tutti, porta a certe conseguenze che oggi non siamo in grado di fronteggiare. Crisara, prego. A lei infatti mi volevo ricollegare, di... adesso dirò una cosa che non è molto gradevole, perché volevo ricollegarmi a quello che diceva il direttore sulla questione del branco della massa, che, voglio dire, è sempre presente nei ragazzi, nell'adolescente, l'imitazione. Quello che è successo in provincia d'Ancona qualche giorno fa, non c'è bisogno di fare commenti, però vi faccio una domanda. Qualcuno ha letto i testi di questo signore che cantava, per cui si sono mobilitati ragazzini, genitori che accompagnavano questi ragazzini, eccetera, eccetera? Non l'ha letti nessuno. Sì, li ho letti. Vi posso garantire, io e due figlie, che se mi avessero chiesto di andare a sentire quel tizio, gli avrei spezzato le gambe, in termini, perché era assolutamente indegno quello che quel signore canta, le cose. Cioè il testo della canzone. I testi delle canzoni di questi sono abominevoli. Sì, è vero. Soprattutto per esempio nel riguardo di come si trattano le donne, di come eccetera. Andatevele a guardare perché non sono da leggere. Ora io mi faccio una domanda, tornando là.
ma un genitore di un ragazzino di 12 anni, una ragazzina di 12-13 anni, ha o no il dovere di capire e vedere e dire dei sanissimi no dove sta accompagnando il figlio? Perché poi si ricollega a tutto quello che dice lei. Dentro certi ambienti diventano facile preda, meccanismi di iniziazione e meccanismi di imitazione, e la catena diventa facile. Poi arrivare a questo. Ecco perché il momento, come dire, repressivo, che sicuramente è necessario, perché bisogna mettere che le persone, che i ragazzi abbiano la capacità di imparare il libero arbitrio e le conseguenze del libero arbitrio, positive e negative. Però il problema grosso è chi deve sanamente indirizzarli verso certi valori. Non è che abbiamo detto che, cioè, leggetevi quei testi, cioè sono una roba abominevole. Sì. Questa persona non dovrebbe essere, a mio avviso, consentito di cantare, di fare quello che fa, eppure ci vanno appresso e rivanno a quello. Quindi quello che per me diventa importante non è il controllo codino, pedistico della società, ma che questi ragazzi vengano messi di fronte a degli stimoli e anche dei sanissimi no. C'è un bellissimo libro di un pediatra famosissimo, I no che aiutano a crescere. Questa è una società che non sa dire più di no perché non vuole assumersi le responsabilità dei no. Provi ad andare stasera, oggi cos'è, venerdì, domani, in una qualunque pizzeria di Padova, troverà famiglie intere in cui i genitori chiacchierano con gli amici e tutti i figli, dai 2 ai 6 anni, davanti a un tablet, messi là a risceminirsi col tablet. E viene anche presa come un valore, dice, mio figlio usa a 2 anni il tablet. Cioè, è motivo anche di cioè, vanto, guarda, no? io non sarò molto, come dire, conciliante, però ogni società è figlia ogni generazione è figlia della generazione che li precede, nel buono e nel cattivo. Certo. Quindi non possiamo fare ragionamenti di cane poliziotto, di andare a tenere la scuola, perché poi è vero che fanno le soffiate, avvocato, ma è anche vero che stanno facendo i controlli a tappeto. A Verona la settimana scorsa sono partiti in tutta la città coi cani poliziotto indiscriminatamente in tutte le scuole. Onestamente, che la scuola diventi un posto dove si ragiona con la polizia e i cani dal punto di vista educativo, forse io sarò molto legato al liceo di Aristotele, però non è proprio la stessa cosa. Non è più educare, ex ducere, cioè diventa soltanto uno stato, l'immagine di uno stato repressivo, rispetto ad un atteggiamento che chi tiene quell'atteggiamento, ma non è giustificativo, per la sua età non ha i criteri e i mezzi di discrimine. Sì, ma qui sta aprendo un altro capitolo. Troppo, dottore, chiedo scusa. Prego. Cioè, i controlli, come tutte le cose, vanno dosati. Facciamo l'esempio della strada: se io su ogni via che percorro in auto mi trovo la pattuglia che mi ferma a fare il controllo, loro fanno una cosa legittima e pur tuttavia uno dice: ma avete fatto il controllo 1 chilometro prima dietro la curva, fatene uno. Nello stesso modo nelle scuole. Però se c'è un fenomeno vastissimo, diffusissimo, virale diremmo noi nel senso telematico del termine, dell'uso delle sostanze, io vi ricordo che ne vengono scoperte ogni anno più di 100 di nuove droghe di carattere sintetico. Non parlo solo delle metanfetamine o della chetamina, la prima mi produce. Guardi che ci hanno fatto un bellissimo film su questa storia qua. Bellissimo. No, quello italiano. O la chetamina che ti brucia il cervello a breve termine, non ti ricordi più che sei stato violentato se te l'hanno dato in discoteca nel bicchiere con una bevanda qualsiasi. Cioè il problema è inseguire anche droghe che hanno un costume vastissimo e sono diffuse tra i giovani in quanto novità. Cioè, se c'è un problema di reprimere questi controlli, e ripeto, la sola repressione non basta, dovrebbe prevalere l'aspetto educativo e preventivo, è perché il fenomeno sta toccando dei culmini che solo le statistiche ci stanno riportando. Cioè è un problema di epidemia nell'uso di queste sostanze, non è più l'uso episodico.
È l'abuso che se ne fa. Ma l'altro aspetto che lei ha sollevato è quando uno viene drogato e non è consapevole della droga che assume, perché va nelle discoteche e quindi lo stimolano inconsciamente. Ma questo mi viene in mente invece un altro fatto. C'è un bellissimo libro che si intitola I tossici. Si intitola I tossici e naturalmente è un libro che parla dell'uso delle anfetamine inventate in Germania per il secondo conflitto mondiale e ne producevano a tonnellate. Mi fermo rapidamente perché ne producevano a tonnellate al punto tale che hanno creato una vera e propria dipendenza. Solo il buon Adolfo ne assunse 11.000 droghe, sia come iniezione sia come per via orale. E questo la dice lunga. Ecco, dobbiamo fermarci, il tempo è scappato via. Noi adesso una breve pausa pubblicitaria e dopo passeremo alla rubrica del memento. Questa sera torneremo ad occuparci della questione dell'autonomia del Veneto. Volevo ringraziare gli ospiti che sono stati con noi. Vi ricordo Salvatore Fratallone, grazie avvocato di essere stato con noi, grazie alla dottoressa Marisa Galbussera, anche lei grazie di essere stato qua, grazie al dottor Domenico Crisarà. Grazie a voi. Grazie a tutti quanti, adesso un attimo di pubblicità ma torniamo subito, arrivederci. Tanto.